Luigi. Cognome. Cadeggiu. Data di nascita. 28/1/1957. Professione. Medico. Segni particolari. Reattivo. Assolutamente non può essere altro che Gigi. reattivo. Oggi Un diciamo responsabile Gigi anche a te, scientifico come del Gigi. 118. Buongiorno, Luigi. Credo che Luigi, non Gigi. Luigi Gigi va bene, perché no, c'è anche Luigi. tu, no, Luigi. Gigi ce n'è solo uno. Esatto, Luigi ce n'è solo uno. Il Dominus. Al quale stiamo continuando a raccogliere i messaggi, per il quale stiamo continuando a Per i raccogliere i suoi messaggi. 70 anni. Esatto, per i suoi 70 anni. Ma adesso, al di là di questo, andiamo a capire meglio come funziona il 118, parlare di questo organo importante per quanto riguarda il soccorso. E tu sei medico scientifico del 118. Io sono medico del 118 e responsabile scientifico di un'associazione scientifica. Ok, di perfetto. soccorso. Allora, il 118 noi sentiamo e parliamo sempre del 118, poi dopo all'interno del 118 quando leggiamo sulle ambulanze 1000 voci, ci sono probabilmente nell'organigramma un sacco di altre associazioni che intervengono e fanno parte del 118. Spieghiamo un po' come funziona il 118. Il 118 è un sistema, è forse il primo sistema sanitario partecipato dove al 70% funziona col cittadino, perché funziona con le ambulanze di base che sono fatte da soccorritori spesso volontari. Volontari, quasi tutti, vero? Ieri avevamo un volontario della protezione civile qui, Esatto, detto ieri, esatto. I volontari sono fondamentali. Il 118 è strutturato come la protezione civile, ha una centrale operativa che viene gestita da un medico del 118, da un medico di centrale operativa e ha un responsabile e ha degli infermieri che rispondono al telefono. A questa telefonata del cittadino loro scelgono sulla base dell'urgenza o emergenza della telefonata mandare o direttamente i soccorritori di base, quindi i volontari, quindi dicevo la partecipazione del cittadino è enorme, l'80% degli interventi viene fatto dai volontari, oppure scelgono di mandare in prima battuta o in seconda battuta l'ambulanza medicalizzata, che invece è quella dove c'è un medico e un infermiere. Vero? Esatto, siamo specialisti, siamo In tutti caso di specialisti infarto, in medicina di emergenza. Sì. E questo è diciamo la struttura più in sintesi. Quello che ha di importanza il 118, come dicevo, un'importanza partecipata perché dalle informazioni del cittadino, quindi già dalla telefonata che cambierebbe il sistema. Questo nei 118 più vecchi di noi abbiamo 14 anni, noi siamo dei ragazzini in confronto alla Lombardia, alla Toscana che hanno quasi 25-28 anni. Qui è arrivato molto dopo. Qui è arrivato nel 98 la prima legge, nel 2000 siamo partiti. Tenuto conto che il 118 invece il primo 118 è del 90, quindi insomma Sì. siamo giovani. Sì. Siamo giovani, non siamo fra i peggiori e questo ci fa piacere perché siamo ancora giovani e stiamo, tra virgolette, non dico copiando, ma emuliamo i migliori. Ecco, questi certo. Già vediamo le prime immagini, sono più automediche. Noi non abbiamo ancora le automediche, noi abbiamo le ambulanze medicalizzate. Classiche. Perché adesso la nuova frontiera è l'auto. La nuova frontiera è la struttura di base, viene comunque mantenuta dal soccorso di base, vedete quelle ambulanze che vediamo lì, e quelle sono le ambulanze dei volontari o delle cooperative, e viene raggiunto direttamente da un'automedica. Il medico a bordo dell'auto, quindi staccato dall'ambulanza. Staccato dall'ambulanza, la REU è la regione Lombardia, c'ha l'azienda unica, quella che si sta discutendo di fare anche in Sardegna, l'azienda unica regionale. E questo permette, l'automedica è più rapida, si sposta, non carica. E quindi può fare più. Non ho capito bene. Se uno ha un problema, carica l'ambulanza. Esatto, carica l'ambulanza. Loro corrono in soccorso. Noi ci sposteremo in soccorso. Unitamente, se l'ambulanza ritiene che nell'intervento del volontario che in quel momento è arrivato sul posto di chiamare in causa un medico, allora a quel punto partirebbe l'auto medica. La differenza, molti ci paragonano al 911 americano. Al 911, al sistema di emergenza americano. Posso fare una domanda tra poco? Se vuoi poi approfondire sul 911 fallo pure. Però perché tra poco... è una differenza culturale. Il 911 porta più rapidamente il paziente in ospedale e infatti non ha medici, non ha infermieri, ha paramedici. Noi invece abbiamo culturalmente come idea quella di portare più rapidamente l'ospedale a casa del paziente
e infatti siamo Soccorso a specialisti. domicilio. Da questo Esatto. punto dobbiamo sposare la nostra tesi, mi sa che è migliore ma la di quella la americana. sanità Gli americani la stanno osservando la nostra no, tesi. No, ma io poi credo che dagli americani proprio sul campo È della un, sanità è un problema però non di dobbiamo copiare. costi. A loro non interessa il soccorso a casa, a loro interessa il paziente più ricco che viene portato nell'ospedale più ricco. È quello il discorso. Dalla sfuggiva sanità qualche americana cosa. non credo che si debba copiare troppo, no. visto il sistema Assolutamente sanitario no. a pagamento, che Esatto. se hai i soldi vieni curato, se non hai i soldi ti lasciano sul marciapiede. Oppure vieni portato nelle università dove Esatto. diventi una cavia. Esatto. sì. Ora la domanda provocatoria, perché tanto il cittadino è sempre lì quando sente queste cose a gridare allarme al lupo lo spreco. Ma tu Ismael Kewan, nel senso l'ambulanza va sul posto, poi c'è bisogno che arrivi anche un'altra macchina, ma non era meglio allora avere appunto più medici che si potessero utilizzare su un unico mezzo e sprecare meno Il forze da un punto di vista... 75% degli interventi è un intervento che non ha bisogno di un medico, ha bisogno di un trasporto, quindi è un intervento più di emergenza. Ci vuole nel tempo più breve che arrivi in un pronto soccorso. Ok. Perché magari ha bisogno di una lastra, cosa che noi non potremo fare sul Certo, campo, ha certo. bisogno di un attacco, mentre invece quel 25% di interventi ha bisogno di un medico che gestisca sul posto, spesso tratti e non Io trasporti. ti ho fatto questa domanda perché è la domanda del popolo. È la domanda di tutti. Che può far chiarire meglio. Esatto, perché non mi avete mandato il medico? Sì. Fondamentalmente a questo spreco, che comunque c'è ancora, si potrebbe risolvere proprio con l'aiuto dei sistemi di comunicazione come voi. Perché se la gente sapesse chiamare correttamente il 118 e fare una attenta suddivisione delle informazioni, In base c'è alle la regola informazioni. della BCDE che magari un giorno approfondiremo, l'infermiere può discriminare meglio se mandare il medico o l'ambulanza di base. Spesso Siccome- noi interveniamo per... Esatto, siccome molto spesso si fanno le telefonate e si dice aiuto, serve un'ambulanza in tal posto, ma non si è chiari, precisi che cosa è successo, di cosa c'è bisogno, probabilmente saremmo i primi noi a dover ottimizzare tempi, costi e risorse, forze per intervenire al meglio. Ma di questo parleremo poi magari quando tornerai anche le prossime volte, perché con Luigi, perché noi qui sdoganiamo un po' le forme e i titoli, però con il dottor Luigi Cadeddu, questo cognome che mi è molto caro, Lo so. lei capisce? Sì, Mia però moglie, ci deve speculare. mia moglie fa Sì, Cadeddu. per ragioni sentimentali, Luigi, d'altro- siamo in famiglia. Io con i Cadeddu mi trovo bene. Detto questo, avevo anche un vecchio amico da piccolo che giocava a tennis con me e viveva a Caronno Pertusella, provincia di Varese, e si chiamava Manuel Cadeddu. Vedi, di dove Cadeddu, vedi? nella vita Cadeddu Cadeddu sono presenti. torna. Ma un cadeggio sardo era quello. Certo che era era. nato lì, poteva essere nato. No, lui era nato a Varese, solo ma il padre era sardi, sardo. Il babbo era sardo. No, Cadeddu che cos'è? Di Cadeddu. Bolzano trasferito a Varese. no? Non solo di Nuoro, ma anche in altri Ma cosa zone della c'entra? Sardegna. Vabbè, arrivederci. Sì, va bene. Comunque, questo è uno dei concetti fondamentali che approfondiremo nelle prossime puntate, dove ci ritroveremo. Adesso andiamo in pubblicità, poi torneremo a parlare di 118 e di tutto quello che è il sistema, perché abbiamo parlato di tanti volontari, ma i volontari vanno anche formati e quindi devono essere i primi a intervenire, ma anche con competenza, perché è fondamentale. E allora, pubblicità, torniamo con gli amici della Camera di Commercio di Nuoro, quindi per Autunno in Barbagia, e poi di nuovo con Luigi Cadeddu, il dottor Luigi Cadeddu. Una delle domande che abbiamo lasciato appunto lì pronte per essere affrontate poco prima della pubblicità con il dottor Luigi Cadeddu del 118, quindi responsabile scientifico del 118 e medico nella vita. Medico di emergenza. Di emergenza, ok. Quindi sempre nel solco delle problematiche dell'emergenza. Quindi medico di pronto soccorso sostanzialmente. No. Medico di emergenza. Facciamo anche pronto soccorso, ma è un'altra l'emergenza cosa, un'altra extraospedaliera. dinamica professionale. Ok. Sono due dinamiche diverse. No, ma anche questo a volte Va va bene specificato, dirle, perché va bene, è come, ma giusto come quello dirle. che stavamo dicendo poco fa fuori onda, che però ripeto lo teniamo per la prossima volta, perché è interessante come tema quello dell'essere precisi nelle dare spiegazioni. Però la domanda era ed è i volontari devono essere formati. Come viene effettuata questa formazione e chi se ne occupa? Innanzitutto noi affettuosamente li chiamiamo volontari, ma in realtà loro sono dei soccorritori, sono dei soccorritori che
per salire in ambulanza hanno fatto almeno un minimo di 40 ore di corso. 40 ore che vengono in parte certificate dalla stessa centrale operativa, per cui sono tutte persone che col cuore lo fanno volontariamente, ma lo fanno con la testa da professionista, e sanno fare per esempio tutte le manovre di rianimazione cardiopolmonare, sanno utilizzare le attrezzature presenti in ambulanza, sanno gestire un paziente traumatizzato e soprattutto sanno comunicare con la centrale operativa, oltre il trasporto. Certo, sono dei professionisti. Quindi in effetti siamo nelle mani di persone preparate. In Sardegna sì. Non si improvvisa nulla, quantomeno. Assolutamente no. Tu- Hanno un direttore sanitario, ogni associazione ha un direttore sanitario che vigila e resta in contatto con la centrale operativa per quelle che sono le migliorie della formazione. Tu quando ti trovi insomma ad essere chiamato in gioco per intervenire, quali sono le prime cose che da esperto e da operatore, quindi responsabile scientifico anche del 118, consigli sempre di fare ai volontari, in base ovviamente ai casi? Però quali sono le due cose quando ci si trova davanti, che so io, a un principio di infarto piuttosto che a un incidente stradale? Come si deve intervenire? Qual è la tecnica che pensi sia più giusta, ormai che insegni credo anche da tanti anni a questa parte? Beh, innanzitutto la regola delle 3 S. Sicurezza, quindi essere loro in sicurezza, tutti i dispositivi di protezione che hanno a disposizione. Scena, valutare la scena e immediatamente capire qual è il problema, se le vie aeree sono libere, se respira, sia circolo, e soprattutto la situazione, cioè mettersi nelle condizioni di dire: lo posso aiutare io o ho bisogno di un soccorso avanzato, ovvero la medicalizzata, contattare con la centrale operativa. Perché molto spesso quando tu sei testimone perché magari gli eri dietro in macchina, o magari sei lì perché è un parente, un amico che viene colpito da un infarto o qualunque altra cosa, non si sa mai bene, perché credo che ne parlavamo anche l'altro giorno con Barbara Congiu, che sì, tu conosci sì. molto bene per quel progetto della politica del cuore. Della politica del cuore. Non si sa mai molto bene come comportarsi, e forse da un punto di vista dell'istruzione e della conoscenza un po' tutti i cittadini dovrebbero avere un minimo di corso di primo soccorso alle spalle o a fronte del poter mettere mano, no? Noi siamo l'unica nazione in Europa a non fare i corsi di primo soccorso obbligatori nelle scuole. Ecco, infatti si parlava delle scuole. Le altre nazioni dai 14 anni in su fanno i corsi di primo soccorso, e questo è una differenza enorme quando noi vediamo i filmati del 118 italiano o del 112 o del 114 degli altri paesi, 114 di Svizzera, 112 nel resto dell'Europa, dove i cittadini per esempio chiamano ma non fanno nulla, e da noi in Italia invece tutti non si adoperano per fare i volontari o comunque gli addetti ai lavori. No, si spostano proprio e ci lasciano lavorare. Ah no, pensavo è diverso. chiamano e non fanno nulla, nel senso che quindi ma anche, chiamano, anche negli altri paesi esistono i volontari sotto questo profilo, o siamo solo noi in Italia? Noi in Italia siamo quelli più dove il volontariato è più capillare, più partecipato. Okay. Negli altri paesi lo stanno trasformando in professione. Quindi invece no, tu intendevi che non fanno nulla, nel senso io chiamo l'ambulanza, mi metto là, ma non mi metto a No, dire... per non arrecare più mettono danno in sicurezza la scena, addirittura spostano le macchine in maniera da creare il corridoio. Noi invece spesso ci ritroviamo con le ambulanze prima che passino, molto spesso in alcune strade devono passare sopra le macchine, non in mezzo. Sì, questo è vero, la cultura del mettersi da parte. Che siano più acculturate di noi su questo. Sono un po' più rigorosi, forse. Gli svizzeri sono più precisi. Però voluto, scelto, ponderato questo. Ma gli svizzeri tedeschi hanno questa cultura e questa nomea. Allora, le loro ambulanze hanno per esempio una telecamerina anteriore che filma le macchine che bloccano la strada, e poi arriva la multa a casa, addirittura il sequestro della patente. Se succedesse una cosa così in Italia, secondo me ci sarebbe l'insurrezione popolare. 3/4 d'Italia. Lì certo. sarebbero pronti, Lì è vero. non per le cose giuste, quelle per le quali bisognerebbe scendere in piazza, però per queste scenderebbero Non in piazza. Ma io avrei paura del contrario, che si facessero i selfie davanti alla telecamerina dell'ambulanza. Mamma mia. Guarda, ormai questa Arresta pratica è talmente tanto diffusa. Ho appena Sì, questo è scoperto vero. che a Venezia, comunque
comunque nelle città d'arte, Venezia, Roma, Firenze, ci sono i pakistani che vendono questa sorta di canna da pesca allungabile dove tu puoi porre il telefonino e ti fai il selfie col telecomando. Non sto scherzando, cioè pieno di gente così. Ormai tu vedi solo gente con sta bacchetta che si pone davanti a distanza, così può riprendere meglio, e il telecomandino per fare la foto. Cioè una roba che è da malattia, però vabbè, è la tecnologia, d'altronde cosa vuoi. Questo comunque, la cultura di base è sicuramente fondamentale, e quindi per quanto riguarda l'intervento si dice sempre, come la mamma ti diceva, non accettare caramelle dagli sconosciuti, non mettere mano, soprattutto in un incidente stradale, su un ferito che potrebbe poi, essendo rimosso dal luogo o dalla posizione in cui si trova, subire effetti più dannosi. Esatto, spesso noi oltretutto usiamo i rimedi della nonna che sono più dannosi che un Esempio, magari esempio, per esempio, un paziente traumatizzato, un ragazzo che cade dal motorino, gli mettono qualcosa sotto la testa, quindi muovendo il tratto di colonna cervicale che potrebbe essere leso. Ah beh, certo. Sì, e lì potresti creargli una paralisi. Gli puoi creare una paralisi completa. Mamma mia. Quindi comunque il consiglio quale possiamo dare a questo punto della discussione? Il primo consiglio è: se non so fare nulla, non faccio nulla. Chiamo il 118 e mi affido ai consigli dell'infermiere. Cioè lascio lì la persona, magari. Lascio lì, la metto in sicurezza, alle 3S, metto in sicurezza, faccio allontanare tutti e creo un vallo che permetta ai soccorritori di agire. Di entrare. Comunico con la centrale operativa che ha del personale esperto per dare anche le indicazioni su cosa fare, e aspetto il soccorso. Bene, allora io direi, visto che tanto Luigi tornerà a trovarci e con una cadenza stabiliamo un po' i tuoi interventi anche a fronte dei tanti impegni. Io volevo ringraziare Luigi perché stamattina è venuto qui anche con un sacco di cose da incastrare nell'agenda della giornata, quindi grazie di cuore per aver accettato questo invito, e per i successivi andremo nello specifico a parlare un po' anche di quelli che sono oltre i consigli, ma anche di quelli che sono gli interventi mirati e le situazioni per le quali il 118 è davvero fondamentale, e noi salutiamo tutti i ragazzi, tutti gli operatori professionisti e i volontari del 118, di tutte le associazioni del 118, e li ringraziamo, credo, da parte di tutti i cittadini per il lavoro che fanno ogni giorno, e come si dice i nostri angeli, no? Che in qualche maniera ci danno una mano, sperando di incontrarli il meno possibile, perché se no questo è vero, però perché non credo che nessuno di voi abbia interesse, no? Luigi, siete molto amati, io parlo con la gente, c'è nei vostri confronti tanto affetto, tanta stima, bisogna dirle queste cose. È una missione, è un mestiere eroico, a mio avviso. Anche, come si dice, uno storico su queste cose, diceva lui, per altre cose. Bene, quindi... ma io spero che prima o poi vengano a prendere anche lei, così ce la tolgono. Però attenzione, fra 50 anni, Luigi, io devo vivere a 120 anni. Adesso, insieme a Luigi, visto che porti questo nome e che il diminutivo è Gigi, andiamo a fare gli auguri ancora a Gigi Riva, visto che vedevo in bassa frequenza un po' di messaggi, se riusciamo a recuperarli, Fabio. Li vedevo poco fa, e quindi magari chiudere con Luigi che fa gli auguri a Gigi e insieme agli ascoltatori. Buongiorno carissimi, auguri al grande campione Gigi Riva Pina, auguri a Gigi Riva che è stato l'orgoglio ed è tuttora l'orgoglio ovviamente di noi sardi, è stato il più grande anche perché non ha mai tradito la maglia rossoblu. Questo è vero. A Gigi tutto ciò che desideri. Angelo Piras, grazie Angelo. Con noi e questi ascoltatori ti aggiungerai anche tu, ovviamente, naturalmente, per questi auguri che continuano fino alle 10 almeno. Continueremo a fare gli auguri al grande Rombo di Tuano per i suoi 70 anni. 391 414 2741, facciamolo passare il numero in sovraimpressione, segnatevelo via SMS o WhatsApp, nelle due metodologie. Mandate un messaggio se volete fare gli auguri al grande Gigi Riva. Tra poco 2 dell'abitacolo, prima 2, tra poco è quello che c'è in scaletta. Ci sono loro 2. Prego.